Ehi raga, bentornati a un nuovo episodio. Mi avete scritto un bel po' di commenti, un bel po' di domande. Tra le tante domande c'era come la mia giornata tipo, come la mia settimana tipo. Quindi ho pensato piuttosto che spiegarvelo, stare ore a parlare, vi porto con me in una settimana abbastanza impegnativa. Andiamo! A Londra raga, dato anche il tempo, qualsiasi problema si prende il tè per ragionarci su. Siamo in ufficio Traslo perché una delle domande, ripeto, era cosa faccio a Londra. Faccio principalmente il procuratore sportivo, ciò di cui mi occupo tutti i giorni comunque della settimana. Sono anche un imprenditore e ho due aziende a Londra, Traslo Service e Edit Media. Siamo in ufficio Traslo perché a vedere un po' i ragazzi, stiamo facendo un po' di training con Letizia. Di corsa. Ora siamo nell'ufficio di Liverpool Street per un meeting Stars and Partners. Fra, credo che non potrei filmare perché stiamo andando a parlare con un giocatore che ho visto, che mi piace, che vogliamo rappresentare. Ora sono le 16:32, dobbiamo attraversare tutta Londra per arrivare a Liverpool Street. Siamo in orario però. Guardate che spettacolo Liverpool Street. L'ufficio che uso per la Stars and Partners è veramente bellissimo questo ufficio, quindi mi faceva piacere portarvi. Niente, è il mio ufficio preferito, guardate un po' qua. In questa fase la Stars and Partners stiamo cercando talenti, stiamo valutando giocatori, stiamo spesso incontrando giocatori perché spesso c'è dell'interesse da parte di club di Serie A o di Serie B. Andiamo al meeting, a domani. Buongiorno raga, buongiorno, sono le 7 del mattino. Ieri non ho filmato dopo il meeting, ma sento che sia andata bene. Non so se avremo un nuovo cliente a bordo con la Stars and Partners, ma a prescindere sento che è andata bene, è stato comunque uno step importante, un processo di crescita e sono sicuro che potremo aiutare tanto questo cliente, quindi spero che salga a bordo. Oggi abbiamo delle visite in ufficio a Traslo, vengono dei ragazzi per conoscere un po' il percorso imprenditoriale che ho fatto io, farmi delle domande. Spero che mi chiederanno delle cose utili che potrebbero essere un po' delle risposte alle domande che mi fate spesso online. Siamo dall'altra parte di Londra, quindi ora mi lavo, mi cambio e andiamo in ufficio. My advice, my 2 cents, like they say, is to test and try until then you find out, you discover what you like. When you're young, they always say like you have to study this, you have to do this. Nobody ever talked about when I was younger that you can actually do what you love doing. I love football. It was a dream for me to be a football agent, go to matches, work with footballers. And nobody really said, if you want to, you can do it. It was always like, oh, you have to study this, you have to study medicine. The reality is, the best thing you can ever do is do what you love. You love drawing, try to make, you can make a living out of drawing. It's just how committed you're going to be, what sacrifices you're going to do. I guess nobody said to Chiara Ferragni she could live from taking pictures and modeling or doing clothing, and everybody would have said like, that's not a business, you can't do that, that's not a job, and she proved a different thing. So the fact that you're already here means that you are already a step ahead maybe compared to somebody that doesn't do, even at your age, even if it's organized from Italy, going for a few days, a few weeks to London, trying to learn, trying to spend time on something different, it already means that you definitely are on the right path to wanting a little bit more and trying to understand yourself and what you like. So well done for that. But something that really is like strange to me is how did you understand that your business could be successful? Right, so there's no answer to that question in terms that you will never know. You will never know until you do it. So it's like saying, how do you know you're good at football, or how do you know
you're good at modeling or stuff like that. You won't, if you don't try it, you won't know. So I think the worst thing I've been saying is that failing is bad, where failing is one of the best things ever. Whoever you see around that has succeed, you know, even the big people, they all failed so many times and they all like tried and tried. That is the really best thing that you can do. The clever thing is trying to test without spending too much money. Some businesses are different, but you can start slowly. Raga, alcune delle domande che mi hanno fatto ieri i ragazzi sono incredibili. Non studiano psicologia. La ragazza mi ha chiesto qual è la tua motivazione ed è una domanda assurda. Se volete scrivere voi qual è la vostra motivazione nei commenti. Un'altra ragazza mi ha chiesto sei felice? Che sembra una domanda banale ma lo stesso è super interessante. Meeting finito, positivo, è andato bene, ho visto delle cose molto interessanti di cui poi presto vi parlerò. E ora aspettiamo il treno, vado in ufficio e poi stanotte Liam Gallagher. Finalmente Liam Gallagher, raga, non vedevo l'ora. Buongiorno raga, buongiorno, è venerdì perché spettacolo la mattina presto al parco. Un po' mosso perché oggi non ho Francesco con me, già mi manca. Stiamo rianimando tutta la community, stiamo iniziando a risentirci molto più spesso. Sono veramente felice perché raga, aiutare gli altri, spingerci un po', motivarci tutti assieme è una cosa che veramente mi fa impazzire. Comunicare, condividere, lo sapete, mi piace un sacco. Ora vado alla partita e ci vediamo più tardi. È sabato sera, sono le 6 quasi, non ho neanche pranzato, sono ancora in stazione, sto rientrando a casa. Non vi posso dire molto ancora, ma sto dando dentro come tutte le cose, come sapete. Tanto impegno, tanto lavoro, però un sacco di soddisfazioni, davvero. Noi ci vediamo molto molto presto. Buona!